Siamo a Spiaggia delle Conchiglie, Bonelli, in comune di Porto Tolle. Stiamo lavorando sul progetto 8-2018 Rovigo, consolidamento del litorale e delle dune. L'intervento consiste nella realizzazione di cassoni, prevalentemente utilizzando pali in castagno e legname trovato sulla spiaggia, derivato da mareggiate. Come si può notare, il cassone va a formare lo scheletro di quello che sarà la futura duna bianca, intercettando la sabbia mossa dal vento. In questo caso si può notare gli interventi dell'anno scorso in cui i cassoni sono stati quasi completamente ricoperti dalla sabbia. Quest'anno invece sono stati realizzati a seconda parte di cassoni che sono totalmente scoperti. Dietro il sistema di cassoni sono state realizzate a favore di vento delle arelature che incrementeranno la capacità di fermare la sabbia trasportata dal vento, e successivamente dietro a queste arelature verrà piantumata la monofilare aria, che con la sua capacità di attecchire in queste situazioni e di accrescersi oltre l'altezza della sabbia, quindi se viene ricoperta dalla sabbia può crescere ulteriormente, andrà a stabilizzare quello che sarà la duna bianca, che è la genesi di tutto il sistema dunale, quindi anche del consolidamento.